Franca Masu entra in Second Life Sardinia. Anche la cantante algherese ha deciso di immergersi in questa esperienza di una vita virtuale a scopo di diffondere la lingua, la sua immagine e le sue canzoni in tutto il pianeta. Questa mattina l'annuncio in una conferenza stampa al Caval Marí. Ma sentiamo l'intervista realizzata con Franca Masu e con Marco Pireddu, responsabile del progetto Second Life Sardinia. Non lo sapesse, però spieghiamo cos'è Second Life, visto che tu sei diventata esperta. Guarda, non sono espertissima, diciamo che oggi ne capirò qualcosa in più. Second Life è una seconda vita virtuale nella quale può succedere di tutto, come nella vita normale di tutti i giorni. È uno strumento che si sta utilizzando veramente anche per lavorare, quindi nel mio caso trovo che sia una maniera per avere maggiore pubblicità e promozione e con un briciolo di divertimento in più. Questo non lo nascondo, è anche molto divertente vedere il tuo avatar che si muove, che sei tu che lo fai muovere. Ecco, è un gioco, ma è un gioco anche molto attivo. E comunque il taglio che si sta dando a Second Life Sardegna è un taglio soprattutto culturale e storico. Parliamo appunto di lavoro, parliamo della tua prossima data di Olmedo. Beh, sono contenta di portare Armonica, il concerto che ho fatto in cattedrale l'anno scorso, lo porterò appunto a Olmedo nel loro auditorium e anche a Olbia. Ogni anno cerco di poterlo proporre in diversi paesi, dove magari non riesco proprio spesso ad arrivare. È un lavoro molto suggestivo, sono molto affezionata a questo lavoro in duo con Fausto Beccalossi. Allora, innanzitutto Sardinia Second Life è un progetto che punta alla valorizzazione del patrimonio e della cultura della Sardegna, promuovendo i suoi artisti, i suoi prodotti, la sua lingua, le sue tradizioni e facendo conoscere a tutto il mondo, perché ci sono 10 milioni di persone collegate da ogni parte del pianeta su Second Life, facendo conoscere a tutto il mondo le proprie risorse. Abbiamo iniziato quasi come una scommessa, ma adesso devo dire che è già un successo di traffico di contatti, perché abbiamo triplicato addirittura il traffico della regione toscana, che è stata finanziata interamente dalla regione proprio, mentre il nostro è un progetto di due privati che hanno investito in questo sogno, perché è un sogno che stiamo regalando un po' a tutti.